Piero Tofolatti, bentornato a Cison di Valmarino. Sì, siamo andati e per fortuna anche ritornati. Il viaggio è stato un bellissimo viaggio, abbiamo avuto un sacco di belle cose da vedere, abbiamo fatto i più bei deserti della Cina e siamo pronti per un'altra avventura. Siete partiti il 15 luglio, arrivati a Pechino il 24 di agosto. Quante cose belle avete visto, un mondo completamente diverso dal nostro? Abbiamo visto un sacco di cose, di cambiamenti lungo la strada, della gente, di posti, di tantissime cose. Fin al deserto, che è stata la cosa un po' più entusiasmante. Siete partiti con mezzi propri in stile overland, in quanti eravate? Eravamo 10 equipaggi, quasi tutte Toyota Land Cruiser, macchina fuori strada, e per fortuna tutto bene, qualche piccolo inconveniente, ma alla fine siamo arrivati. Carlo, il compagno di viaggio, però ti ha abbandonato a metà. Sono arrivato fino a metà, è stato bellissimo, una bellissima esperienza. E non ho fatto il deserto, sarà la prossima volta, speriamo. Gli amici ti hanno accolto qui a Cison, però so che poi faremo una serata, farete una serata tutti insieme proiettando le immagini e tu spiegherai il viaggio. Sì, adesso metteremo un po' insieme un po' di materiale, vediamo di fare una serata, di fare qualcosa di bello, un bel ricordo del nostro viaggio. Conoscendoti, non starai tanto a ripartire, qual è il tuo sogno, il prossimo viaggio? Ma ne ho 2 o 3 nel cassetto, vediamo qualche giorno per pensarci e qualcosa faremo sicuro, vi farò sapere.